E nei paesi ognuno con te a soia, massimo appunto negli altri paesi. A Pietro, a Pietinchi, hanno la nomina di mangiare lo stinchi, perché? No, li mangiano mica lo stinchi, ma ciò che quell'anno c'era stata una secchia in paese e il prete l'aveva convinti di fare a precisione che li chiamano erogazione per domandare l'acqua. E allora aveva fatto la sua predica e tutto il paese in precisione viaggiava e cantavano. E il prete nel suo latino e lo diceva: tonta pietinchi, avete fame, pa brama ripare, mangiate lo stinchi, perché egli era techo. E il paese famito cantava e pregava. E ciò che flancando a Biera va, cantavano: piove in appietto e navanno, libera nossi a dominò. A faginchi che sentono questa, partono tutti in fromba e nasce tamanta la gara che ne fermo il proverbio: appietto, calcio e pugno a mezzo petto, binaria da quella imbaruffata. Ma l'affare si plagano e la processione continuiveggia. E giunti a Montorato, fatti che le preghiere abbiano giocato, e si mette a piove, e poi piove all'ingrosso, a tempesta. Scappano tutta, chi è dritta, chi è manca, avevano Cristo che li portavano in prigione e pigliano la lampa in un mezzo fasolaggio. Passa venendo un guardia campestre che fa uso giro e bere a statua di Cristo un mezzo fasoli. Dice: che è questo? Che sta mangiato perché fatti che erano contro gli animali che avevano fatto qualche disguasto con il fasolaggio. Dice: che sei tu? Ello che ha mangiato i fasoli. Piglia, si pone o Cristo non te costa e lo porta a vipia. E da qui poi viene il proverbio che a Pietinchi avevano messo Cristo a vipia.